Ciao ragazzi, oggi pubblicherò questo video del libro dei campanili e campane di Udine e del suo territorio. Questo è il campanile. Iniziamo con la prima pagina, la sto cercando. Eccolo qua, Udine Beata Vergine Ragazze, campana grande. E come sapete io amo le campane e i campanili, quindi ogni sabato registro un video e lo pubblico sul mio canale Giovalomb. Seguitemi tutti. Allora, questo è il Carmine. Questa è la coppettina. Questa è tutta la storia del campanile e delle campane di Udine. Questo è Udine San Fino, come il posto in cui c'è Pordenone. Questo è il campanile di Paderno. Tre campane, mezzana grande e un campanello. Questo è Rizzi. Questo è San Gottardo, Santo Osvaldo. Passiamo a Buttrio. Vi ricordi l'altra volta che ho fatto un video? Andate a vederlo e creerò una playlist. Questa è la mezzana del campanile di Buttrio. Come sapete l'orologio è al contrario. Se io metto il libro così si vede che è il contrario. Oh! Camino. Questo è di Campoformido. Scusate, c'è la macchina di penna perché questo libro l'ho portato a scuola per disegnarlo. Questa è a Basaldella, Bressa. Dai, apriti. Ecco. Che buffo sto campanile. Mi piace, anche se è brutto. Passiamo a Martignacco. Questo è di Martignacco, antica chiesa parrocchiale. Questo è Ceresetto. Faugnato. Nogaredo di Prato. Torreano. Questo è di Pagnacco. Viene tirato il modello. Questo poi viene ripristinato da Francesco Blolindo, Tre Maggiore. Beh, il vecchio concetto di Pagnacco. Flaino. Anche questo. Zampis. Pasen di Prato. Colloredo di Prato. Assunz. Pavia di Udine. Sant'Ulderico Vescovo. E Pavia di Udine sempre. Chiasso Rottins. Lauzacco. Lumignacco, in cui ci sono stato l'8 febbraio di quest'anno. Andate a vedere il video. Questi ancora non ci sono stati, ma prima o poi ci vado. Passiamo a Povoletto. Eccolo qua. Grans del Torre. Magredis. Lavosa. Salt. Martino Vescovo. Savognano del Torre. Siacco, San Vitale, Pozzuolo del Fiume, qui ci sono state il 30 novembre dell'anno scorso, mi sa. Sì, eccolo qua, Campana Grande, Carpeneto, Pozzuolo Comune,
San Mardenchia con le 3 campanelle, abbiamo le 3, Terenzano, Giuliano. Adesso passiamo a Pradamano. Vedete, forse sarà il campanile. Pradamano, Santa Cecilia, Lovaria e Anna del Royale. Qui ci sono stato quest'anno il fine d'agosto. Portale, Qualso, Ibis, Santa Maria la Vecchia, Rizzolo, Tempietto, Santi Rocco Sebastiano, Valle, San Giovanni Battista, Begnacco, Zompitta, Tavagnacco, questo è Degliacco, questa è la campana grande, qui non ci sono scritte, qua sì. Sul campanile vi era un concerto di 3 campane che venne ripristinato dagli austro-ungarici durante la Prima Guerra Mondiale. Al termine del conflitto del 1923 venne ripristinato da Giovanni Battista De Poli di Udine. A questo la stessa fonderia aggiunse un campanello nel 1934. Il concerto era stato consacrato il 7 dicembre 2023 da Sua Eccellenza Monsignor Anastasio Rossi, arcivescovo di Udine. Scusate, mi è venuto colpo di tosse. Durante la Seconda Guerra Mondiale il campanile subì nuovamente la requisizione delle campane, nella quale vennero asportate le 2 campane minori. Queste vennero poi ripristinate nel 1952 da Lucio Bari di Udine. Il campanello si trova sopposto sul pavimento della cella campanaria, perché qui non si vede, però è molto bello. Branco sempre, San Francesco d'Assisi, Cavalicco, Corugna, Santi Pietro per Apostoli e Felettombette. Qui ci hanno fatto molte scampantate, io che ho visto un video su YouTube. Queste sono delle campane. Queste del Francesco Brolli, le altre campane. Queste non so quali erano. Questa è la campana del Domo di San Daniele. Qui, vabbè, qui ci sono altre, scritte, vabbè, è scritto tutto. Bene. Vediamo. Questo video finisce qui. Ci vediamo a Messina, forse che farò un video del concerto. Ciao!